Buongiorno, ben ritrovati. Focus TG, buon sabato 2 novembre a tutti voi telespettatori. C'è molta cronaca in primo piano in questa edizione del nostro telegiornale e partiamo subito da Padova, una storia terribile che riguarda un bimbo appena nato, un bimbo di appena 5 mesi. Ci racconta tutto in diretta Chiara Gaiani. Buongiorno Chiara. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Con il collega Cristian Roque Allende siamo davanti alla questura di Padova perché sono stati gli agenti della squadra mobile a dover lavorare su questo caso terribile. Un bambino di appena 5 mesi seviziato e maltrattato dal papà di 22 anni che adesso è in carcere. Una storia che è nata perché il bambino, la famiglia originaria della provincia di Vicenza, è arrivato in ospedale con delle lesioni gravissime, con, pensate, delle mutilazioni. Nonostante le cure dei medici del reparto di pediatria dell'ospedale di Padova, però il bambino non migliorava, da qui i sospetti, l'interessamento della procura e attraverso la procura degli agenti della squadra mobile che hanno cercato di capire che cosa potesse accadere a un bambino di appena 5 mesi che riceveva solo le visite dei genitori, del papà di 22 anni e della mamma di 20. Da qui la tragica, direi proprio tragica scoperta attraverso la registrazione di alcune telecamere, ovviamente anche dall'ascolto di che cosa accadeva. Si è scoperto che a maltrattare, a seviziare, usiamo pure questo termine molto forte, lo stesso figlio era il papà di 22 anni che è stato immediatamente arrestato dagli agenti e portato in carcere. Il tutto è avvenuto nella giornata di martedì, è stato già interrogato dal GIP. Il 22enne si è avvalso tra l'altro della facoltà di non rispondere e il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere con l'accusa di maltrattamenti e lesioni gravissime. Il bambino è ricoverato in ospedale e per fortuna sta migliorando. Sembrerebbe strana infatti la mamma. Noi abbiamo raccolto l'intervista del questore di Padova Marco Dorisio con il collega Cristian. Sì, Nicola? Prima di sentire il questore ti volevo chiedere, è emerso, oppure lo dice il questore fra poco, non lo so, ma è emerso la motivazione di queste sevizie da parte del 22enne? Allora, la cosa è tragica nel senso che per ora non c'è alcuna spiegazione, però è proprio su questo che stanno continuando a lavorare gli inquirenti, cioè alla ricerca di un movente. Vi assicuro che anche il questore che adesso vi faremo ascoltare era molto provato nel raccontarci questa storia terribile che pone tutta una serie di interrogativi sulla genitorialità che purtroppo ai noi in provincia di Padova in questa settimana è stata al centro solo di fatti terribili di cronaca nera che vi abbiamo raccontato nei nostri notiziari, nei nostri telegiornali. Quindi no, per il momento non ci sono delle motivazioni legate a questo. Tra l'altro insomma nel nucleo familiare c'è anche un altro minore, un fratellino di 3 anni che sta bene, una famiglia che il questore ha continuato a raccontarci essere una famiglia normale. Allora Nicola, se sei d'accordo, adesso io davvero ti proporrei l'intervista raccolta quindi l'intervista al questore di Padova Marco Dorisio. Poi da Padova ringrazio Cristian Roque Allende per la collaborazione tecnica e la linea può tornare allo studio. Una vicenda sconvolgente e anche molto triste. C'è giunta una segnalazione dal reparto pediatrico dell'ospedale di un bimbetto di appena 5 mesi che presentava delle importanti lesioni gravissime. Il dato che poi aggiuntivo è stato che le condizioni non miglioravano, anzi si presentavano addirittura altre lesioni sopraggiunte dopo il ricovero. Quindi recepita la segnalazione dall'azienda ospedaliera si è attivata subito d'intesa con la procura, la sezione specializzata tutela per i minori della squadra mobile e quindi oltre al quadro che si era delineato un'attività tecnica purtroppo ha disvelato questa amara verità dove praticamente queste violenze proprio all'interno dell'ospedale a carico di questo bimbetto di appena 5 mesi venivano perpetrate, ripeto, ed erano riconducibili a delle condotte del padre, un 22enne, e quindi è scattato anche l'arresto in flagranza e quindi
quindi adesso si stanno rivalutando anche investigativamente per capire meglio quando sono iniziate queste sevizie, queste condotte. È una storia purtroppo triste e dai contorni appunto sconvolgenti. Il bambino era stato ricoverato d'urgenza. Esatto, era stato ricoverato d'urgenza in quanto c'era già un quadro che delineava delle lesioni importanti anche a degli organi dello stesso bambino, e quindi gli approfondimenti dove anche questo giovane padre, si tratta di una famiglia residente in provincia di Vicenza, appunto il quadro clinico non migliorava nonostante i medici siano già sin da subito adoperati fino a scoprire con l'attività tecniche, con la procura, questo quadro. È una storia per l'appunto sconvolgente, un giovane padre nei confronti del figlio di 5 mesi, questo è ciò che sta emergendo. Adesso è chiaro che dovrà essere ricostruito anche a livello proprio del cosiddetto dolo, della volontà, delle motivazioni alla base di queste condotte. Parliamo di un luogo sicuro alla famiglia dove in realtà il bimbo, anziché essere protetto da ciò che sta emergendo, veniva fatto oggetto appunto di queste violenze. Se si può sapere come era arrivato in ospedale la prima volta, era stata la mamma a portarlo oppure c'è un coinvolgimento di altri? No, erano stati gli stessi genitori a portarlo, appunto a ricoverarlo. Si è accertata la estraneità comunque della madre, perché poi nel momento in cui l'uomo restava da solo all'interno dell'ospedale durante le visite poneva in essere queste condotte violente nei confronti del figlioletto. Da un contesto, definiamolo normale, insomma, una famiglia normale, sconvolge appunto il quadro che si sta delineando, e adesso il passaggio successivo è capire a livello delle motivazioni, del perché di questi gesti nei confronti di una creatura indifesa, dove dovrebbero essere i genitori stessi a preoccuparsi del benessere del proprio figliolo. Terribile, davvero terribile questa vicenda, come terribile la vicenda della bambina partorita nel night di Piove di Sacco e poi morta. I primi risultati dell'autopsia confermano il referto dei medici del SUEM. La bambina è nata viva e morta in pochi istanti. C'era acqua nei polmoni della bimba partorita e uccisa nel night club di Piove di Sacco. Sono questi i primi risultati che emergono dall'autopsia eseguita dall'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Padova. Nata viva e formata a 50 cm di lunghezza e 3,5 kg di peso, la morte della bambina sarebbe avvenuta in pochi istanti dopo che era stata tirata l'acqua dello sciacquone con la testa della piccola nel water. Che la causa del decesso fosse un annegamento, del resto, era già stato ipotizzato dai soccorritori del SUEM 118 che martedì mattina erano stati chiamati intorno alle 5 e al loro arrivo avevano trovato una scena difficile da raccontare con la bambina di fatto già morta. La mamma della bambina, Melissa Russo Machado, 29 anni, dopo l'interrogatorio di garanzia di giovedì durante il quale si è avvalsa della facoltà di non rispondere, è adesso agli arresti domiciliari nella casa dei genitori a Cassano delle Murge in provincia di Bari, accusata di omicidio volontario aggravato. I primi risultati dell'autopsia escluderebbero il coinvolgimento di terzi nella morte della bambina, ma il medico ha 60 giorni di tempo per consegnare il fascicolo completo. Nel frattempo il serale è stato posto sotto sequestro con i gestori iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di sfruttamento della prostituzione. Un'inchiesta questa nata durante gli accertamenti eseguiti dai carabinieri nelle ore successive all'omicidio. E poi un'altra bimba morta di appena 6 mesi, questo però è un tragico incidente avvenuto a Tezze di Piave di Vazzola, una bimba che è morta dopo i disperati tentativi dei medici di rianimarla, a causare il decesso un boccone andato di traverso. È una notizia molto triste, anche improvvisa, e non mi rimane altro che unirmi al dolore della famiglia e portare a loro i saluti per quanto possono contare e il dolore di tutta la comunità per questo fatto. Una notizia che si è abbattuta sulle comunità di Vazzola e di Tezze di Piave con tutto il suo carico di dolore e sconcerto. Difficile accettare la morte di una bimba di 6 mesi, deceduta ieri dopo i disperati tentativi dei sanitari del SUEM di rianimarla. Tutto succede nel pomeriggio quando la piccola, sembra dopo aver ingerito un pezzetto di banana rimasto incastrato nella trachea, inizia ad avere difficoltà respiratorie. I genitori
genitori di origini senegalesi, spaventati, avrebbero portato la figlia nella vicina farmacia nel tentativo di aiutarla. Nel frattempo sul posto arrivano i medici del 118 con ambulanza, elicottero e automedica. I sanitari, dopo aver intubato la piccola, iniziano subito a rianimarla, manovre che continuano anche durante il tragitto verso l'ospedale di Conegliano. Dopo 45 minuti però i medici devono arrendersi e non possono fare altro che constatare il decesso della bimba. Sotto shock la famiglia, che il sindaco dice di voler incontrare per portare loro la vicinanza di tutta la sua comunità. Noi non abbiamo lasciato solo nessuno, e se serve siamo qua. Avrei piacere anche di conoscere i genitori di questa bambina. E poi la vicenda della coppia di Padova bloccata in Argentina con la neonata, frutto di maternità surrogata di recente per effetto del DDL approvato in Senato, diventata reato universale. Come sapete, l'avvocato della coppia, l'avvocato Maurizio Paniz, dice non ci sono reati né illeciti di contenuto penale e civile. La nuova legge non può essere applicata retroattivamente. Sentite. Questa persona assieme al suo compagno hanno deciso di avere una bambina attraverso la maternità surrogata. La situazione è nota dal punto di vista legale con un divieto che in Italia è diventato universale dal 16 di ottobre scorso. La bambina peraltro è nata il 10 di ottobre, quindi la nuova legge non può essere applicata retroattivamente. E quindi reati non ce ne sono, illeciti di contenuto penale o civile non ce ne sono. Maurizio Paniz è il legale del medico padovano e del compagno bloccati all'aeroporto di Buenos Aires mentre stavano prendendo il volo per Parigi con la loro bambina di 15 giorni. L'avvocato ricostruisce la vicenda portata alla luce da un articolo comparso sul quotidiano argentino La Nación e i motivi per cui la coppia non è potuta partire. C'è soltanto la necessità in questo momento da parte dell'autorità giudiziaria argentina di verificare i contorni del percorso sviluppato da questa coppia attraverso l'aiuto di organizzazioni che seguono queste situazioni e vedere se ci sono stati o meno da parte di altre persone degli illeciti. Al momento la coppia con la neonata vive in un appartamentino a Buenos Aires. L'avvocato Paniz in queste ore è in contatto con il ministro degli esteri italiani e con l'ambasciata italiana in Argentina. Le persone interessate stanno bene, ovviamente avrebbero preferito rientrare in Italia come era programmato, ma prendono atto della situazione e con assoluta serenità contano di poter rientrare non appena le autorità argentine daranno il benestare. Su come il medico e il suo compagno abbiano contattato la donna che ha messo alla luce la loro bambina, il legale risponde così. Questo tipo di indagini sono in corso da parte dell'autorità giudiziaria argentina, non mi pare il caso di entrare nel merito. Cambiamo argomento, parliamo di sicurezza della strada. È grave il bilancio nella notte appena trascorsa sulle strade della Marca. 2 incidenti, il primo avvenuto intorno alle 23 in via Madonna a San Biagio di Callalta. Un'auto uscita di strada e si è capovolta, come vedete nelle immagini, a bordo 3 giovani kosovari che sono rimasti feriti, uno in particolare in maniera molto seria, è stato sottoposto nella notte a un delicato intervento chirurgico al braccio. Alla base dello schianto ci sarebbe l'alta velocità. Alle 23:40 invece i vigili del fuoco sono intervenuti in via Lourdes, incrocio con via Fabris a Conegliano, per un'auto finita rovesciata. Ecco, questa è l'immagine. Dopo aver impattato contro 2 veicoli parcheggiati a bordo strada, ferito anche in questo caso il conducente. L'uomo è riuscito, seppur ferito, a uscire autonomamente dall'auto, è stato portato comunque in ospedale per le ferite riportate. Poi la strage del bus di Mestre, la scadenza dei termini per le indagini sarebbe domani, ma la PM della Procura ha già inoltrato all'ufficio GIP di Venezia la richiesta di proroga di 6 mesi per le indagini. L'inchiesta è quella della tragedia del bus di Mestre, precipitato il 3 ottobre di un anno fa dal cavalcavia che collega Mestre a Marghera. Lo ricordiamo, 22 vittime e 14 feriti. Le perizie a veicolo e viadotto non hanno ancora indicato una causa precisa, restano 4, come sapete, gli indagati dell'inchiesta, escluso il malore dell'autista. Gli accertamenti tecnici sul bus elettrico e sul cavalcavia non avrebbero individuato una causa certa dell'accaduto, quindi è necessaria una proroga di 6 mesi di indagini come è previsto dalla legge. Quindi continuano per altri 6 mesi le indagini per avere la certezza di cosa è accaduto
quella terribile sera del 3 ottobre tra Mestre e Marghera, con 22 vittime e 14 feriti. Adesso un'altra piaga ormai consolidata purtroppo anche in Veneto, le aggressioni ai medici. Questa mattina attimi di panico a Cittadella, siamo di nuovo nel Padovano, i carabinieri hanno bloccato con il taser e arrestato un uomo che ha aggredito medici e infermieri e ferito un militare, era armato di coltello. Camminava con un coltello per le vie del centro il 34enne arrestato dai carabinieri di Cittadella. Per questo alcuni passanti intorno alle 8 hanno allertato il 112. Nel frattempo l'uomo, un italiano, ha raggiunto l'ospedale della città murata dove, brandendo il coltello, ha minacciato sia il personale sanitario sia i presenti, scatenando il panico. Immediatamente avvisati, i carabinieri hanno fatto convogliare verso l'ospedale alcune pattuglie che hanno individuato l'uomo cercando di tranquillizzarlo. Azioni vane. Il 34enne ha ferito al collo e al volto uno dei militari prima di essere bloccato grazie all'utilizzo del taser da parte dei carabinieri. Per l'uomo è scattato l'arresto. In ospedale, a sincerarsi delle condizioni del militare ferito, anche il comandante provinciale dell'Arma. Andiamo a Mestre per parlare di sicurezza ed è un tema molto sentito a Mestre. C'è stata un tentativo di spaccata e una rissa sempre ormai in centro, in una zona che chiede più sicurezza. Soltanto qualche giorno fa è stato arrestato uno degli autori delle varie spaccate, ma è già fuori, lo rivedremo poi nel servizio. Nicola Marcato e Simone Merlo proprio in centro. Buongiorno Nicola. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Come dicevi bene, qui a Mestre non c'è pace. È stata una notte movimentata, la notte di Halloween, una notte di paura. E qui ci troviamo in pieno centro a Mestre, in Galleria Matteotti. Vedete lì poco lontano c'è il teatro Toniolo e in questo bar storico, il bar Galleria, è avvenuta la spaccata. Un malvivente ha preso un tavolino in ferro che era legato qui fuori e l'ha scaraventato sulla porta d'ingresso. Vedete, adesso la porta non ha più il vetro. Ecco, entriamo e vi facciamo parlare con il titolare del bar, Mirko Burbello. Cosa è accaduto, Mirko, questa notte? Niente, praticamente alle 3:40 ci hanno chiamato la polizia che sono entrati dentro con un nostro tavolo, il tavolo era chiuso dalla catena, hanno tolto la catena e praticamente hanno sfondato il vetro. Non sono riusciti ad entrare, però comunque sia, per fortuna c'era la polizia qui nei dintorni e non li hanno presi, però sono fuggiti via. Ecco, come vi dicevo, la situazione è insostenibile. Pensate che sempre in tarda mattinata in via Castellana invece al di fuori di un bar 4 cittadini stranieri, 2 donne e 2 uomini hanno iniziato una rissa e lì è spuntato un coltello e ad avere la peggio è stato un cittadino egiziano di 34 anni che è stato gravemente ferito al braccio. Trasportato in codice giallo all'ospedale, è stato operato, è fuori pericolo ed ora su questo fatto, grave fatto, sta indagando la polizia, i carabinieri stanno visionando le telecamere di videosorveglianza, i titolari del bar preferiscono non parlare, ma la situazione qui insomma a Mestre non c'è pace da tempo e per parlare di questa situazione è con noi Massimo Gorghetto di Confcommercio. Sì. Come si vive? Male, abbiamo una situazione che sta ormai degenerando, siamo tutti preoccupati ovviamente di quello che succede quotidianamente e non si vive più in modo tranquillo come meriterebbe la città. Qui sono due danni, uno al commerciante che subisce la spaccata e 2 alla città, perché ormai sta passando il messaggio che Mestre è una città invivibile. Io non so cosa dire, non ho una soluzione della cosa. Certo che se ci fossero delle pene certe, perché non si può pensare che uno che commette un reato venga arrestato e il giorno dopo è già rilasciato. Tra l'altro tutta gente che
al momento dell'arresto ha sicuramente un precedente o ha già un mandato d'espulsione o ha fatto qualche altro furto. Signori, qua non ho capito cosa bisogna fare. Io ho parlato anche con dei carabinieri, i quali poveri, questi rischiano anche tante volte la vita intervenendo in situazioni così un po' che degenerano. Ma se il giorno dopo però questa gente viene già rilasciata, insomma, capite voi che il problema è grosso e non è un problema locale, perché non vorrei che questa cosa poi succedesse in altre città e allora si parlerà magari di un'altra città, eccetera, eccetera. Qua il problema va risolto alla radice. O sta gente viene espulsa, viene mandata a casa, viene arrestata, resta in prigione, non lo so, oppure continueremo così a sperare che non succeda niente. Ecco, come dice il Presidente di Confcommercio, gli esercenti chiedono pene certe, perché qui le rapine sono all'ordine del giorno, le spaccate, anche gli accoltellamenti. Purtroppo però, anche se ci sono le forze dell'ordine che riescono ad acciuffare questi malviventi, purtroppo dopo pochi giorni escono. Ecco, e allora gli esercenti chiedono pene certe. Certo, assolutamente. Io voglio, cosa posso dire? Sono un po' sconfortato da questa cosa, perché in qualità di rappresentante, diciamo, di una parte di commercianti di benessere, mi sento impotente di fronte a una situazione del genere. Quello che voglio così passare come messaggio è che teniamo duro, io compreso, teniamo duro e speriamo che cambi, che il vento cambi e non succedano più certe cose, perché se la spaccata può essere un motivo per dire vabbè, sono stufo, adesso chiudo, abbiamo sbagliato, perché solo il presidio del commercio nella città fa sì che sia un deterrente chiaro che poi la notte magari forse ci vorrebbero più controlli, non lo so, ma sono un po' sconfortato da sta cosa. Chiaro, Nicola. Ecco, da questo grido di aiuto degli esercenti, ecco, se non hai domande da studio io ti restituisco. No, grazie Nicola, è linea. stato molto esplicito il rappresentante dei commercianti, la sua ovviamente è la delusione di tanti commercianti, si parlava di certezza della pena. E poi accade che dopo soli 2 giorni il 28enne tunisino arrestato per la spaccata al Piper di Zelarino è uscito dal carcere, per lui l'obbligo di firma a Verona, e quindi è palpabile la delusione anche del titolare dell'Enoteca. Sentite. Ero convinto che rimanesse in carcere. Purtroppo si continua ad avere questo tipo di attesamento nel sistema che non arrestano più nessuno. La delusione verso un sistema che non tutela, continua Daniele, è tanta. A 2 giorni dall'arresto del 28enne tunisino responsabile della spaccata ai danni del suo locale, il Piper di Zelarino, il giudice ha deciso di farlo uscire dal carcere. La punizione per i reati di danneggiamento avendo agito col tombino e resistenza all'arresto in flagranza sarà l'obbligo di firma. Il 28enne dovrà dunque presentarsi alle autorità ogni 24 ore e non lo farà a Venezia ma a Verona, dove evidentemente è domiciliato. Tra l'altro l'uomo era già stato bloccato 1 mese fa dopo aver devastato la tabaccheria di Via Verdi, il ristorante Cadei Greci e l'osteria del Lupo Nero sempre a Mestre. Nei giorni scorsi Bigozzi, rispondendo a chi sosteneva che tanto sarebbe uscito, diceva di essere invece sicuro del contrario. Io quando ho letto i commenti 2 giorni fa, prima del processo, a qualcuno ho anche risposto: guarda, stavolta non è così, stavolta sono convinto che invece avevano ragione loro. Ha coinvolto una notte intera decine di poliziotti per prenderlo e alla fine è a casa. Cosa deve fare uno? Devono aspettare che questo ammazzi qualcuno. L'adesione rimane, ma rimane non solo per me, ma anche per tutti gli operatori del settore. Insieme al 28enne è stato arrestato anche il suo connazionale di 46 anni, che però resta in carcere per precedenti reati e a cui si possono ascrivere la maggior parte dei colpi messi a segno nelle ultime settimane. Il fatto è che comunque chiunque può fare quello che vuole.
tanto non viene punito. Questo sicuramente se andrà a Verona delinquerà là, perché il suo modus operandi vive così, c'è gente che vive così, è inutile. Se non cambia la legge Cartabia qui sarà sempre così. Non è colpa dei giudici, non è colpa del PM, e loro applicano quelle che sono le regole, quelle sono le norme, perché è la legge. È la legge che è sbagliata. La violenza, le spaccate, ma anche le risse. La rissa violentissima costò la vita, lo ricorderete, a Udine a Shinpei Tominaga, l'imprenditore giapponese. Il pubblico ministero ha chiuso le indagini confermando per i 3 indagati l'accusa di omicidio preterintenzionale. A febbraio i 3 compariranno davanti al GIP. Chiuse le indagini per la morte di Shinpei Tominaga in seguito alle ferite riportate nella caduta causata da un violento colpo al volto sferrato da Samuele Battistella in via delle Pelliccerie, all'interno del ristorante etnico Buonissimo Kebab. Battistella, insieme ad Abdallah Joma e Daniele Wedam, compariranno nel 2025, probabilmente a febbraio, davanti al GIP, che dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero Laura Collini, che ha confermato per tutti l'accusa di omicidio preterintenzionale, contestato al primo perché responsabile del pugno che causò la caduta mortale di Tominaga e per supporto morale e materiale agli altri 2. Nella fase della disposizione dei provvedimenti cautelari, l'accusa di concorso morale per Joma e Wedam era caduta davanti al Tribunale del riesame. Ora se ne occuperà la Cassazione, che su questo tema si esprimerà definitivamente il 26 novembre. Tuttavia, l'esito del ricorso in Cassazione non avrà alcun effetto sul prosieguo del cammino giudiziario della vicenda, essendo riferito solo alla fase delle misure cautelari. Battistella è detenuto in carcere, avendo rinunciato intenzionalmente alla richiesta di scarcerazione e sostituzione con gli arresti domiciliari della custodia cautelare, mentre Joma e Wedam sono ai domiciliari a Conegliano Veneto, dove risiedono. Wedam usufruisce di permessi per potersi recare al lavoro. In caso di rinvio a giudizio, i legali dei 3 indagati potrebbero avanzare richiesta di giudizio con rito abbreviato, che in caso di condanna prevede lo sconto di 1/3 della pena. Parliamo di Halloween, abbiamo sentito che alcuni degli eventi, dei fatti che abbiamo raccontato sono accaduti nella notte di Halloween. C'è stato anche nel Padovano un 11enne ferito dallo scoppio di un petardo che ha colpito l'occhio. Notte di paura per una 11enne di Campo San Piero arrivata al pronto soccorso dell'Alta Padovana con un occhio dolorante dopo essere stata colpita dalla scheggia di un petardo. L'episodio è accaduto durante la notte di Halloween. Per fortuna le lesioni si sono rivelate leggere e i medici hanno escluso qualsiasi tipo di complicazione per la giovanissima, che è potuta tornare a casa. Sull'episodio i carabinieri hanno aperto un'indagine. Si cerca infatti chi abbia potuto mettere a rischio l'11enne accendendo inavvertitamente un petardo. Per questo, tra gli altri, è stata sentita anche la mamma della ragazza. Una notte piuttosto turbolenta, quella tra il 31 ottobre e il 1 novembre, che ricorda tutti i santi, con segnalazioni di schiamazzi in vari comuni e in particolare nella zona di San Giorgio delle Pertiche. E sempre per quanto riguarda Halloween, tanti piccoli atti vandalici nel Bassanese, un Halloween di eccessi a Romano Dezzelino, degrado anche nei parchi. Vediamo se c'è il contributo. Non c'è pace per i cittadini di tutta la pedemontana bassanese colpiti da furti e intrusioni in casa. La stagione autunnale è purtroppo quella in cui si concentrano la maggior parte dei reati predatori. Purtroppo anche a Romano sono avvenuti dei fatti di predazioni in casa, sono avvenuti fortunatamente con l'assenza di persone in casa, ma è capitato in territori limitrofi che si fossero introdotti i ladri in casa anche con la presenza di persone. Scusate, questo è un servizio che riguarda i furti, ma lo vedremo fra poco a Romano Dezzelino. Allora vediamo invece nel Bassanese l'Halloween di eccessi, il contributo del nostro Alex Giuliano. Vediamo. Un Halloween da scherzetto e dolcetto amaro nel Bassanese, perché si sono verificati un po' in tutto il territorio alcuni, chiamiamoli atti vandalici, forse qualche ragazzino che è andato oltre il limite dei festeggiamenti, finendo col danneggiare delle proprietà private, delle automobili, per sporcare il territorio, deturpare alcune aree pubbliche.
come è successo a Romano Dezzelino. Siamo in compagnia del sindaco Simone Bontorin. Sindaco, il risveglio nella mattinata del 1° novembre non è stato tanto piacevole, nulla di grave, però tanti piccoli episodi che testimoniano forse uno scarso senso civico o che cosa? Sì, la mattinata del 1° novembre ci siamo trovati con alcune situazioni che posso definire venali dal punto di vista della tipologia di danno, che però danno molto fastidio, soprattutto perché molto probabilmente sono state compiute da minorenni e di conseguenza da ragazzini, ragazzine che in teoria dovrebbero avere qualcuno che si prende cura di loro, perlomeno nel sapere dove si trovavano. Abbiamo avuto un atto con dei lanci di carta igienica su degli alberi, abbiamo trovato numerosi parchetti con abbandoni di bottiglie di superalcolici e evidentemente anche festeggiamenti che sono poi scaturiti. È una situazione sicuramente che fa pensare al fatto di una poca coscienza di quello che si fa e una necessità di intervenire sulla formazione e sulla prevenzione, perché poi comunque nell'atto del trovare lo sporco noi interveniamo anche con i nostri volontari. Sindaco, alcuni parroci dei comuni del Bassanese hanno alzato un po' la voce, come si suol dire in questo periodo, in queste ultime ore, proprio andando a richiamare l'attenzione sulla necessità o meno di dare spazio a questi festeggiamenti. Insomma, in tanti si sono lamentati del fatto che Halloween sia una festa che c'entri poco con le nostre tradizioni. Parlando di quella che può essere anche la pastorale che viene fatta dai parroci, io non mi permetto di entrarci, però tengo in considerazione una cosa: ci sono delle diverse sensibilità all'interno della comunità, ci sono delle diverse tradizioni che sono state portate anche nel corso di questi anni. Mi riservo di valutare personalmente, per quello che è la mia famiglia, l'educazione che si darà, però a livello generale si tratta di momenti di aggregazione più o meno complessi, più o meno, diciamo, anche enfatizzando alcune figure. Halloween da noi qualcuno l'ha definita festa dei lumere, per noi è sempre stato un giorno che precedeva la festa di Ognissanti, di conseguenza era semplicemente una data prefestiva nella quale trovarsi a fare un po' di festa. Che a questo vengano collegate tutta una serie di significati, di credenze, anche di feste pagane, sinceramente non mi tocca, ma è proprio una cosa che non vado neanche a enfatizzare, perché si tratta di alcune persone che lo fanno. Sui parroci la questione probabilmente è anche legata al fatto che la loro voce spesso cade nel deserto, proprio perché abbiamo una popolazione che all'interno delle chiese ci va molto meno, di conseguenza è una questione di fede che poi è venuta a mancare. Quindi semplicemente mi esprimo dicendo: la festa di Halloween è una festa che evidentemente non ha radici qui da noi, è un momento di aggregazione, prendiamola per quello che è, diamo il giusto peso a tutto quanto. In chiusura, Sindaco, lei ha detto che molto probabilmente, tornando agli atti vandalici, si tratta di ragazzini minorenni. Vogliamo lanciare solo un appello: se qualcuno magari vuole presentarsi in comune con la famiglia, magari un gesto di buona volontà per dare la disponibilità a fare qualche piccolo lavoretto in comune. Questo è il principale risultato di tante piccole mancanze, sia a livello di comunità che di famiglia. Di conseguenza io invito non tanto a presentarsi in comune, quanto a fare degli atti che sono decisamente migliori. Prendere un paio di guanti, li ho anch'io in macchina, una borsetta, e quando camminano, quando vanno in giro, prima di sedersi su una panchina, pulire lì attorno. Questo è l'atto di civiltà maggiore che ognuno potrebbe fare. Così allora da Romano Dezzelino noi pubblicità, poi ripartiremo con la cronaca, 2 serate di follia a Oderzo, una mega rissa tra giovanissimi, ci sono anche 2 accoltellati, anche un vero e proprio attacco razzista alla casa di alcuni cittadini indiani. Fra pochissimo in diretta da Oderzo. Rieccoci in diretta a Focus TG, lo dicevamo prima della pubblicità. A Oderzo 2 fatti molto gravi accaduti nelle ultime 2 serate. Ci racconta tutto Anna De Roberto. Buongiorno Anna.
Eccoci Nicola, buongiorno a te e ai telespettatori. Allora, noi siamo riusciti a trovare le tracce di sangue lasciate da uno dei ragazzi feriti dopo la rissa. Cos'è accaduto? 7 della sera di ieri sera, piazza Carducci, quindi siamo davvero adiacenti a Piazza Grande, il cuore di Oderzo. Un gruppo di ragazzi, tutti stranieri, poco più che maggiorenni, si trova, iniziano probabilmente a venire le mani per futili motivi, ma hanno delle bottiglie in mano e quindi la lite degenera e iniziano a prendersi a bottigliate. Pare che ad un certo punto sia spuntato fuori un coltello. I ragazzi hanno iniziato a litigare in Piazza Carducci e poi per centinaia e centinaia di metri, probabilmente tra spintoni e liti, sono arrivati fino a Largo Europa. Largo Europa si trova poco più in là. Chiedo a Tommaso Migotta, avete visto le tracce di sangue? Vi faccio vedere le tracce di sangue per terra. Praticamente percorrono tutta la via fino a girare l'angolo, sono centinaia di metri in cui alcuni di questi ragazzi feriti hanno perso sangue, sono ancora qui per terra, addirittura prima arrivando abbiamo trovato delle persone che le fotografavano, persone che non c'erano ieri ma evidentemente colpite dall'accaduto hanno scelto di fotografarle, probabilmente le posteranno anche sui social network. Guardate, ancora tracce di sangue, uno dei ragazzi feriti è arrivato qui dove c'è una pizzeria ed è entrato per chiedere aiuto. Noi abbiamo parlato con il titolare che addirittura uno dei clienti del titolare si è sentito male vedendo questo ragazzo arrivare con la mano ferita, quindi immaginate la situazione. Ieri era un giorno di festa, quindi tutti i negozi che si trovano qui sotto i portici erano chiusi, aperta però la pizzeria che aveva anche diversi clienti. Un gruppo di ragazzi, dunque si diceva poco più che maggiorenni, uno è entrato e ha chiesto aiuto proprio perché aveva una mano sanguinante, il titolare ha chiamato le forze dell'ordine, ma nel frattempo tutto il gruppetto si è dato alla fuga. I carabinieri hanno rintracciato 2 di questi ragazzi che erano già in ospedale dove si erano presentati per chiedere le cure del caso. I 2 ragazzi che sono stati rintracciati in ospedale sono stati denunciati in stato di libertà e in queste ore invece le forze dell'ordine stanno visionando le immagini delle telecamere, qui ce ne sono diverse, e poi stanno anche cercando di dare un nome e un volto agli altri ragazzi che hanno partecipato alla rissa. Ricordo, tutti stranieri. E questo è accaduto ieri sera intorno alle 7. Tanta indignazione sui social proprio perché insomma gli upitergini lamentavano il fatto di non poter girare in un giorno di festa alle 7 della sera e vedere insomma situazioni di questo tipo camminare in mezzo alle chiazze di sangue. Ma la sera prima, la notte di Halloween, poche centinaia di metri da qui, un altro gruppo di ragazzi, questi tutti minorenni, si è reso responsabile di un altro grave fatto. Hanno lanciato dei petardi e hanno insultato alcuni indiani che si trovano all'interno di una casa, hanno regolare permesso di soggiorno e stanno lavorando, ma questo gruppo di ragazzini si è accanito contro di loro. Siamo in via Frassinetti, noi abbiamo parlato con il vicino che ha chiamato i carabinieri. Vi facciamo sentire che cosa ci ha detto. Luigino Covre, siete stati voi a chiamare i carabinieri? Sì, sono stato io, sì. 112 e mi hanno risposto e hanno detto che sarebbero passati. Probabilmente sono passati dopo, io non li ho più seguiti perché era già mezzanotte quando ho chiamato. Insomma. Cosa stavano facendo questi ragazzi? Questi ragazzi erano passati di qua e sparavano petardi eccetera eccetera. Dopo sono saliti sull'argine e si sono messi a sparare di brutto petardi nel giardino qua degli indiani, diciamo, perché c'è una comunità di indiani che si sa quanti sono, 10, 12, 8, ecco. E hanno anche gridato un po' cose brutte, insomma, nei confronti di extracomunitari, andate a casa vostra, eccetera, eccetera. Che io appunto ho chiamato i carabinieri, ho messo in viva voce, li ho minacciati per dire ecco guardate che sto chiamando, e poi ho messo in viva voce che i carabinieri hanno sentito le urla e le grida che facevano, eccetera. Quindi... E i ragazzi come hanno reagito? Se la sono presa con lei? No, sono scappati. Quando hanno sentito che avevo chiamato i carabinieri sono scappati di brutto. Dopo mezz'ora però sono tornati e hanno buttato 2 o 3 petardi anche qui nel mio giardino. Per prendersela con lei? Forse sì, ma sì. È che comunque erano proprio ragazzotti, ragazzi meno di 18 anni. Secondo lei contestualmente la notte di Halloween o capita? Sì, no, notte di Halloween secondo me. Erano un po' così esaltati e
e quindi ha fatto sta bravata, insomma, ecco. Ecco Nicola, come avete sentito, 2 episodi che hanno come protagonisti dei giovanissimi, perché nel primo caso si tratta di minorenni, in questo caso 2 sono stati identificati e sono poco più che maggiorenni. Come vi dicevo, le forze dell'ordine sono sulle tracce degli altri ragazzi che hanno fatto parte della rissa di ieri sera. Grazie davvero Anna De Roberto e Tommaso Migot da Oderzo. Noi restiamo nella Marca Trevigiana, per una buona notizia, perché è stato ritrovato alle 6:30 di oggi nel bosco di Tarso dalle squadre del soccorso alpino Armando Carletti, il 74enne malato di Alzheimer che aveva fatto perdere le tracce da ieri, nel pomeriggio di ieri. Era in stato confusionale, fortunatamente non è ferito in maniera seria, è stato comunque affidato alle cure dei sanitari del 118, arrivati sul posto e portato in ospedale a Vittorio Veneto. Hanno operato per le ricerche anche i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile, sul posto anche il sindaco Gianangelo Boff. Fortunatamente è tornato, è stato ritrovato in buone condizioni, 74enne di cui non c'erano più tracce da ieri pomeriggio, malato di Alzheimer. Restiamo nella cronaca, abbiamo parlato di spaccate prima in centro con il nostro Nicola Marcato a Mestre, ma continuano anche le raffiche di furti in casa e non solo in casa, lo vedremo fra poco, però in un'abitazione di un'anziana a Montebelluna i malviventi in cerca di denaro e gioielli hanno distrutto, pensate, anche l'urna con le ceneri del marito defunto della vittima. Uno non si sente proprio sicuro neanche a casa propria, poi vive nel terrore. A parlare è una residente di Montebelluna che riassume con poche ma forti parole le emozioni che un furto lascia in chi lo subisce. Preferisce non farsi riprendere per tutelare l'anziana vicina ancora profondamente turbata, ultima vittima in ordine di tempo dei ladri. La donna settantenne intorno alle 18:30 è uscita di casa. I malviventi, che probabilmente la stavano controllando, sono entrati nell'abitazione dopo aver forzato una finestra e si sono diretti subito nella camera da letto, mettendola a soqquadro. E lì sono riusciti a sottrarre degli ori di famiglia, hanno rotto l'urna appunto delle ceneri del marito che lei teneva sul comodino e hanno rotto proprio il vaso, hanno tagliato il vaso perché poi l'urna è di un materiale, di un metallo, no? Non si sono fermati nemmeno di fronte all'urna con le ceneri del marito. È proprio il discorso che vengono toccati di fatto quelli che sono i beni che ci legano, no? Le persone che erano vicine a noi. E in questo caso le ceneri del marito, insomma, io penso che si distingua benissimo un'urna dove vengono sigillata, perché poi insomma è un vaso diverso rispetto a un vaso comune, insomma, no? In un qualche modo svuotano la persona, secondo me. Nelle ultime settimane sono stati diversi i colpi in casa tra Montebelluna e Biadene, con i ladri che non si sono limitati a rubare, ma hanno lasciato dietro di sé ogni tipo di dispetto. Frigo svuotato, bisogni su tappeti o sul letto, ai miei vicini di casa hanno lasciato aperti i rubinetti chiudendo tutti quelli che sono i fari d'uscita, quindi hanno allagato casa. Sono cose devastanti, perché poi oltre al danno c'è la beffa, no? Ormai quotidiane anche sulla pagina di Furti in Corso le segnalazioni di colpi tentati o andati a buon fine, da San Giacomo a Vittorio Veneto con i ladri in azione mercoledì nel tardo pomeriggio al furto in pieno giorno a Monastier. Cittadini sempre più esasperati che arrivano, come accaduto a Cornuda, ad affiancare in auto una vettura sospetta rischiando l'incidente quando chi era a bordo ha aperto lo sportello per allontanare il mezzo. L'appello è alle istituzioni perché intervengano con leggi che tutelino le vittime. Chiaramente ci fosse una legge a tutela del cittadino, che il cittadino in casa propria si può difendere, allora secondo me diminuirebbero nettamente, insomma. È un po' il leitmotiv delle vittime questo, della certezza della pena. Allora dalla Marca, lo sappiamo, la piaga dei furti non conosce confini, al Vicentino andiamo a Romano De Zelino.
Non c'è pace per i cittadini di tutta la pedemontana bassanese colpiti da furti e intrusioni in casa. La stagione autunnale è purtroppo quella in cui si concentrano la maggior parte dei reati predatori. Purtroppo anche a Romano sono avvenuti dei fatti di predazioni in casa, sono avvenuti fortunatamente con l'assenza di persone in casa, ma è capitato in territori limitrofi che si fossero introdotti i ladri in casa anche con la presenza di persone. Per cui l'attività nostra si concentra anche nel dare degli strumenti e delle indicazioni ai cittadini, a coloro che in questo momento potrebbero essere i più colpiti da questo fenomeno. Anziani, persone sole e fragili sono particolarmente a rischio, specie nella fascia oraria tra le 16 e le 20. Quello è l'orario in cui ognuno dei cittadini dovrebbe porre in essere delle piccole accortezze, ma soprattutto rendere la propria casa più viva. Se tutta l'attività si concentra tra le 16 e le 20, è ovvio che è l'orario in cui le persone rientrano dal lavoro. Quindi proprio avere l'accortezza anche di lasciare le luci accese, mettersi d'accordo perché ci sia sempre qualcuno che sorveglia o che è presente in casa. A Romano Dezzelino esiste già una stretta collaborazione con i carabinieri e l'intenzione è di potenziare il servizio del controllo di vicinato. Abbiamo iniziato con questo progetto ancora lo scorso anno, non è una cosa che sta facendo molta presa, ma proprio alla luce di questi fatti è proprio in questi momenti poi che i cittadini si rivolgono a noi per creare questi gruppi di persone. Abbiamo in questi giorni contattato la prefettura per dare seguito al protocollo e alla firma del protocollo, perché vogliamo iniziare da presto anche con questo controllo di vicinato. Da Romano Dezzelino a Bassano del Grappa, furti e sicurezza, cittadini divisi tra chi ha paura e chi si sente invece al sicuro. Tanti furti nelle case, nel Bassanese. Lei si sente sicuro? Insomma, c'è bisogno di più sicurezza? Insomma, non è che siamo su un posto abbastanza quieto, sono in periferia, non c'è tanta confusione. Lei si sente al sicuro? Ci sarebbe bisogno di più sicurezza? Sicuro, sempre stato sul sicuro, quindi non c'è problema. Avete un po' di paura, signora? Beh, io sì, molta. E anche un'altra. Senta, cosa bisognerebbe fare? Più controlli, magari? Più controlli, perché non ci sono controlli per me dove abito, ma non so neanche cosa dire perché mi va dentro lo stesso. Magari sarebbe utile un po' di controlli in più sotto le feste, insomma, sì, per arginare. Sì, un po' di più, sì, magari qualche poliziotto, qualche guardia, qualche vigile che giri intorno a San Vito, perché c'era prima il vigile, non lo vedo più adesso. Si ha sempre un po' di paura. Io abito a Semonso e un po' diciamo all'aria aperta, nel senso, ma si ha sempre un po' di paura. Da noi in paese, quando vedi una persona che non conosci, qualcuno, hai sempre il dubbio. Lei, signora, ha un po' di paura in questo periodo? Sì, certo, perché da noi anche qualche anno fa è entrati. Lei ha paura un po', sì? Sì, certo. Un po' tutti abbiamo paura. Un po' di controllo in più, un po' di polizia che passi per i quartieri, un po' generale, insomma, il discorso. C'è un po' di paura in questo periodo dell'anno per i furti? Cominciano bene, sono sulla cresta dell'onda adesso. Certo, ma tu puoi avere allarmi, allarmini, quando ti hanno adocchiato bene, vedono che sei uscito, sanno dove, quando, come, perché. Il che, cosa fare? Sperare. Davvero sperare. Parliamo adesso della commemorazione dei defunti. Andiamo a Vicenza, al cimitero maggiore, tradizione rispettata. Centinaia le persone che questa mattina si sono già recate a visitare le tombe dei propri cari. Non mancano però le polemiche sulla scarsa cura complessiva del Camposanto. Daniele Garbini e Simone Squarcina. Poi direttamente pubblicità e ripartiamo subito dopo. 2 novembre è una giornata di sole splendida, anche per Vicenza, una giornata dedicata ai defunti. Alle mie spalle l'ingresso del cimitero maggiore, in questo momento frequentato da tante persone che vengono a ricordare i propri cari portando un fiore, portando ricordi. È un momento anche di riflessione. Questa mattina nella cappella del cimitero si è appena conclusa la cerimonia alla presenza del sindaco, delle varie autorità civili e militari. Insomma, Vicenza si stringe intorno a questo luogo simbolo, ma diventa anche un luogo
questo è un momento di riflessione e di bilancio. Noi abbiamo sentito i cittadini che segnalano anche una serie di problemi e questo insomma è importante segnalarlo a chi di dovere per metter mano. È importante rispettare questa tradizione di rispetto di chi ci ha preceduto, i nostri parenti, i nostri amici, ed è giusto in questa giornata ricordarli con un fiore, ma ricordarli tutto l'anno nei pensieri. Sì, bisogna rispettare la tradizione e bisogna che i cimiteri siano tenuti bene, insomma. Manutenzione si lascia a desiderare, un po' scarsa. Ecco, lo dice anche lei, cosa ha visto? Sicuramente lasciano crescere queste piante, ma forse un po' troppo, bisognerebbe avere un po' più rispetto. Comunque l'importante è dirlo anche alla popolazione e che tutti quanti facciano il proprio dovere, insomma. La problematica che rubano spesso dentro i fiori nelle tombe. A me in particolare me ne hanno rubato più di 20 vasi. Non è per il prezzo del vaso, è per proprio la mancanza di rispetto del luogo, e proprio è brutto vedere sta roba qua. È la totale mancanza di rispetto, purtroppo, che si sta radicando sempre di più. E sembra una cosa così acquisita, invece non è così. Le persone perdono purtroppo il rispetto altrui, il rispetto delle tradizioni, il rispetto delle cose, dei valori che una volta erano importanti. Quello che riguarda i furti non saprei, perché a me non è successo, anche perché i miei cari sono cremati e sono al sicuro, diciamo così. Però su quello che è che ho visto tantissime tombe che hanno ceduto e che non so se magari le famiglie non possono, oppure, però non so in questo caso come si evolve questo problema, se è il comune oppure non saprei. Nel mio caso la mia tomba è a posto, però ci sono delle tombe che stanno sprofondando, sì è vero. Perciò penso che sia un disagio per quei defunti di avere una tomba così in disordine, anche per i familiari. L'attenzione alle persone è veramente importante, molti sono racconti di gente che chiede qua agli uffici e vengono subito accompagnati sul posto a capire cosa non va e a capire quali sono i problemi, e anche spiegandoli. Parlo ad esempio del caso del disassamento delle tombe, e obiettivamente talvolta può succedere sia per il tempo che passa, se guardiamo quelle più antiche sono del 95, quindi 30 anni addietro, sia anche a volte per lavori non eseguiti in maniera adeguata. Ci sono qualche tomba che non ha le liste di allestimento che dovrebbero tenerle, e quindi può succedere. Detto ciò, l'attenzione è sempre tanta anche al singolo caso. Di nuovo in diretta con Focus TG, l'ultima parte, un aggiornamento di cronaca, lo vediamo dalla pagina di Treviso Today. Mezzo dei vigili del fuoco si schianta sulla Pedemontana, un ferito, l'incidente alle 10:30 nel territorio comunale di Povegliano in direzione Montebelluna. Uno dei pompieri ha riportato la frattura di una gamba e una lesione addominale, è stato soccorso dal suo 118 e portato in ambulanza al Cafoncello di Treviso, quindi un incidente che ha coinvolto una camionetta dei vigili del fuoco. Noi invece adesso parliamo della Maratona di New York che si corre domani, presente anche uno scrittore trevigiano, Tony Venturato, che rappresenterà nella Grande Mela gli atleti italiani disabili. Sfilerò alla Parata delle Nazioni che si terrà a Central Park assieme a 20 atleti italiani. Rappresenterò gli atleti disabili italiani in questo palcoscenico incredibile, importante, importantissimo, e sarà proprio anche, daremo la possibilità a questi atleti di avere una visibilità non solamente locale ma mondiale. Tony Venturato, scrittore di Trevignano, è alla sua quinta maratona di New York. Per lui rappresenta un vero e proprio ritorno alla vita dopo un gravissimo incidente stradale che aveva rischiato di non farlo camminare mai più. Un'emozione che in questi anni si è impegnato a far vivere ad altri atleti come lui con disabilità, dando vita ad una raccolta fondi. Qui devo dare merito alla vostra emittente che mi ha dato veramente una mano con la visibilità, con il supporto. Siamo riusciti a terminare una raccolta fondi che ha portato
4 atleti disabili a New York, domenica correranno, cammineranno la 42 km. I vostri servizi sono stati importantissimi perché non solo hanno raggiunto tutte le case del Triveneto, ma hanno raggiunto attraverso i social i cuori di milioni di italiani e credetemi anche di milioni e tantissimi italiani fuori dai confini nazionali. 4.200 euro raccolti che consentiranno a 2 atleti italiani e a 2 statunitensi di percorrere domenica i 42 km della maratona. Una volta terminata effettivamente cambiano, hanno un change sostanziale alla propria esistenza e diventano promotori positivi di tenacia e di forza. Venturato correrà con questa maglietta sulla quale sono rappresentati la provincia di Treviso, i comuni di Pederobba, Trevignano, Vedelago, l'IPA, Terre Asole, Montegrappa, il MAB UNESCO Biosfera Montegrappa e naturalmente il corpo dei paracadutisti a cui appartiene. Sulla mia maglia, su questa manica sinistra, non so se si nota, ma ho lo stemma di quell'associazione sportiva che mi ha insegnato a correre, che è l'Atletica Trevignano, scusatemi l'emozione, e che mi ha permesso oggi di essere qui. Per Venturato e per gli altri 4 atleti disabili a New York non si correrà solo la maratona, ma la corsa della vita. È un palcoscenico talmente importante che serve per dar visibilità a queste persone che nella società spesso hanno dei problemi, ma il 3 di novembre saranno visti come dei veri e propri eroi. Complimenti dunque, Venturato, complimenti agli atleti, grazie per averci seguito, è davvero tutto per Focus TG, arrivederci.